Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo con... Sono anch'io, ci sono Vito 125, sono qui. Bene. Oggi cambieremo pilota, prendiamo Jonas. Siamo in Argentina, Sì, ragazzi, siamo in Argentina e l'obiettivo è finire almeno quinto o sesto, se no Fiori ragazzi veramente mi girano i coglioni, cioè, con tutto, 30 punti Mito, 19 Cume, cioè non è inaccettabile. Sì. È inaccettabile. A me piace questa cosa, mi fa molto ridere. Yeah! Per la prima volta vinco. Però il campionato è lungo, dopo ci sfidiamo anche a MotoGP dopo, vediamo chi ride dopo, ok? No, non ci sono malato, sono giapponese. Sono giapponese. No, veramente. Non ho parole, not parole proprio. Allora, non ho guardato la pista, cavolo. Siamo in Argentina, terza tappa del mondiale. Sì, però non mi ricordo, vabbè, scendo così in pista. Io ci sono. Allora, vabbè, abbiamo cambiato moto, è più veloce secondo te questa? La KTM io l'ho usata per vincere l'MX2, quindi funziona bene. Dai ragazzi, andiamo. Concentration, partenza di merda. Partito. Guarda che mi spingono di brutto. Questa pista mi piace, mi sembra di ricordarmela, mi piace tantissimo. Se il Comenda si spostasse, se mi facesse strada, spostati. Vecchietta, sei una vecchietta, sei una vecchietta. Attenzione! All'interno. Maledetto stronzo. Che gara. Mi sta saltando in testa, testa, come scorretto lui. Guarda come scorretto. Attenzione al Cume, che il Cume... Oh, cazzo, sono morto. Internazzo puro del Cume e se ne va. Attenzione, stiamo calmi. Manca ancora troppo Sono decimo. Stiamo Porca calmi. miseria. Stiamo calmi. Stiamo calmi, sì, perché io sono decimo, Questo sono settimo, ottavo. Devo recuperare di brutto, anche perché sono prima, devo mantenere i miei punti. Io ho perso la posizione da Questa Geyser. Maledetto Geyser. Guarda, ti buttano fuori, no, ma siete delle merde però. Scriviamogli a Geyser. Dobbiamo scrivergli. È un porco Geyser, allora, è un porco Geyser. Allora, dove sei tu? Che posizione sei? È terzo. Sei lontanissimo, per me sei lontanissimo. Secondo, dai, come ti prego. Ti prego, come nel traffico è ancora più difficile. Devo recuperare punti. Lo sto facendo bene. Devo recuperare punti dal porco di Mito. Torniamo Questa primi. volta mi sa che recuperi un bel po', Perché io sto facendo malissimo, Peraltro sono caduto come un pirla prima. E non mi fanno più salire, non mi fanno tornare su, Comunque questa moto va molto di più. Vaffanculo, sono caduto. Vaffanculo, va. Sono decimo. No, non ci vuole questa, è una disfatta. È la disfatta sudamericana per me. Dai, Fiori, ok, dai. vai, che questa pista un po' me la ricordo. Quale curve le puoi fare tutte accelerate e io mi diverto a farle accelerate. Madonna, sono tesissimo, cazzo, sono tesissimo. Stai calmo, che poi qua in Sud America ci andiamo a divertire con qualche bella Argentina. Sì, ti prego. Ti porto io in un longaletto. Vai. Ti porto da un'Argentina che abbia poi la sorpresa. No, vaffanculo. Vedi che bella sorpresa. La vita è così, è un po' difficile la vita. Dai, come ti prego, regalami... La sorpresa è più bello. Regalami il sogno. Ti fa tornare piccolo, mamma mia! Kinder. Mamma mia quanto ho rischiato. Mamma mia quanto ho rischiato. Anche l'ovetto Kinder c'aveva la sorpresa. Lo so. Io sono ottavo, ormai questa gara è andata malissimo per me. Vaffanculo, sono caduto di nuovo sul nulla. Nel nulla sono caduto. Io sto lottando... Sto cazzo di... Io sto lottando per la prima posizione, Fioi. Io sto lottando per l'ultima invece. Guarda un po'. Come si fa a perdere? Come si fa con questa moto poi? Ma perché non finisce sta gara? Dai, deve finire. Voglio vincere. Ancora c'è un giro. Può cambiare tutto, Guarda che non mi fanno girare loro. Vi spostate o no dalla mia strada? Comunque loro sono di un'idiozia unica, Sì. Cioè loro sono dei cani proprio. Se stanno in quella traiettoria non li sposti più, Ok, ci sono. E meno male che non è fisica pro. Ma sai cosa? Che io ho notato che con la fisica pro era più facile da guidare la moto. Julian Libier mi è tornato in testa il porco. Io sono nono. Devo recuperarti in un giro. 7 posizioni in un giro. Posso non farcela. Dai, come regala il è sogno. Che
magari riesco a recuperarne ancora qualcuno e non perdo tutti i punti. Avevo un vantaggio di 11 punti. L'inesperto Come vuole fare la beffa argentina. Dai. No. Sai, ieri sera mi sono andato a sballare qui nei locali. Mamma mia! No, quarto, terzo, incredibile, non sono caduto ma ho perso tutto. Ma io sto cadendo nel nulla, sto cadendo. No, mi sono inculato la gara, da troppa tensione. La tensione gioca brutti scherzi. Peraltro non so più parlare, perché non so più parlare? Perché sono troppo concentrato. Ma ho ammazzato... Ok, sono settimo. Io sesto, pazzesco. Ho perso tutto l'ultimo giro. Ho perso tutto nell'ultimo giro devo recuperare il Kumenda. Devo superarlo. No, è pazzesco, però è pazzesco. Che furto, signori. Devo superare il Kumenda. Ma come ho fatto a perdere? Vai che ci può essere il rimontone. Il rimontone. Si butta all'interno. Porca si puttana. butta all'interno, utilizza l'accelerazione. Guardalo. Sì, c'è il rimontone. Che rimontone non ci credo. Che ho fatto. Non ci voglio credere. Che rimontone. Quarto qui, sono quarto, stai calmo. Mi tremano i piedi, Vorrei avere i pedali adesso sotto i piedi. Ma cosa è successo? Non so se tu hai guidato. No. Non lo so, non so se tu hai guidato la moto mai nella vita reale, perché comunque lì non avete le strade. Ma vaffanculo, Sesto, ma dai. Dimmi i punti. Gentilmente dimmi i punti. Non ho parole. Allora il quarto 18 punti. I punti ce l'ha tutti lui segnati? Allora 18 punti, sì, e io 15. 15, ok, facciamo le somme. Io sono a 48 e tu sei a 34. Quindi 48, 34? Sì, 48-34 alla fine della prima. Sì, fai te. Fai te la somma, che matematica ero scarso. Sì, vabbè, però sì, però 19-15 potrebbe fare. Comunque dopo guarderai anche tu la gara sul video. Io non so come è possibile l'ultimo giro, però. Cioè, sinceramente. Ho fatto un rimontone assurdo. Ero ultimo. Pietra murata. Sì, tanto l'ho votata io, Ok. Prendiamo sempre Jonas, perché è molto forte. Ah, c'è già Jonas. Ok. No, guarda, sono incazzato nero, sinceramente. Perché 2 giri primo... Io sono invece contentissimo. Mi sgranchisco un po' le ossa, le dita. Track. Non è vero, non lo so fare. Pietra murata è difficile. Pietra murata è molto difficile come pista. Non ho parole. Anche perché è strana, è molto strana come pista, Pietra murata. Non ho mai fatto bene. Cioè, però, capisci, tu sei caduto 2 volte, quarto, io mai caduto, sesto. Che senso ha? Cioè nel senso, non capisco. Cioè, ha poco senso. È l'esperienza, perché ci ho giocato troppo, a questo gioco. Troppo, neanche tantissimo. Però sì, ci ho giocato. Adesso fare il miracolo, devo starti davanti, cazzo, devo già recuperare punti, perché sennò... Sì, 14 punti ti bastano. Non sono tantissimi. No. Scendi in pista. Vai. Wow. Ci voleva sto gioco. Ci voleva. Sì. Dai raga, tutti insieme per l'impresa. Dai fio, i partiti non benissimo. Sono partito benissimo, Ho fatto l'all shot. E mi hanno fatto cadere. Grazie. Ok, guarda quanto ho fatto l'all shot. Vai, grandissimo. Ci voleva proprio l'all shot, che mi dà un sacco di potenza, mi dà. Spostati, guarda Tizia, sono secondo io non ultimo. sono avanti. Vabbè, questa prima stagione sarà per prenderci un po' la mano anche tu, dai, insomma. Sì. Chi se ne frega, chi vince vince, chi perde. La vita, l'importante della vita è altro. La patata, per esempio. Dai, E che poi abbiamo parlato della patata argentina, ma anche la patata italiana, non scherzo. Cioè, sempre ricordarsi che la patata italiana... Vorrei ricordare a tutti che sia io che il Kumenda siamo usciti da patate italiane, quindi... È vero. Abbiamo qualcosa in comune. Ok, vai. Intanto non mi fare ridere che sto sbagliando, guarda, ho perso la posizione, Ma porca puttana. Ok, sono primo. Niente ragazzi, niente. Se non faccio errori... Non devo fare errori, Uff. Questa è brutta come gara, c'è quella discesina. No, non ci credo. Ok, ci sono. Io sono sempre primo, L'importante è andarsene. Se tu te ne vai... Ma io prima me ne ero andato, ma... Sì, ti recuperano i bastardi. Ok, io ho fatto 4 decimi al secondo. Non sono neanche tantissimi, Ok, facciamo un bel saltino.
Qua perdo una valanga di punti qua. Io non riesco a mantenere la prima posizione. C'è sempre quello che mi arriva dentro e mi vuole superare. Perché? Perché? Voglio chiedere, perché mi devi superare? Che devo guadagnare punti. Che poi ci sono alcune gare che non mi piacciono proprio. Io mi butto all'interno, pericolo all'interno. Ho fatto un sorpasso all'interno che neanche te lo immagini. Dai, Come, Ok, dai. vai così. Ok, perfetto. Io ci sono. Tu sei sempre ultimo? Sì, disastro. Te l'ho detto, questa pista non è bellissima, non è facile nemmeno. Devi giocare un po', farti la mano, perché qui è importantissima la mano. Però strano, giochi a MotoGP, più o meno sempre quelli sono i tassi. Insomma, però è proprio tutto un altro stile di guida. Sì, un po' sì. Io sul MotoGP faccio schifo, Ulle. Ok, vai dritto, ti prego. A volte è meglio, l'omino se ne va fuori pista proprio, Cioè, non mantiene la pista neanche a pagarlo. A volte fa quello che vuole lui. Sì, certo. Ma non è normale. Lo so. Insomma, io la moto l'ho guidata. Non era così pazza la mia moto. Vabbè che avevo la Kajivamito che era da strada, però cazzo. Ho guidato anche moto da motocross. Non riesco mica a prendere neanche lui, ma veramente sta gara proprio da dimenticare. Una giornata no per il Cumenda. Si è risvegliato con i postumi della sbronza. Capita quando bevi troppo. Magari sei astemio come me, sei astemio. Infatti sì, totalmente. Anche l'odore mi dà fastidio. Ecco, quindi io e te siamo proprio due sbronzaioli di prima categoria. Ci sbronziamo di acqua. Proprio troppa acqua, l'acqua fa male. Niente, Lo dice ragazzi. sempre mio nonno. Mio nonno dice che l'acqua fa venire la ruggine. Vero? Quindi può darsi, Se tu lasci un pezzo di ferro dentro l'acqua, il pezzo di ferro si alluginisce. Quindi immagina quello che può fare sul corpo umano. L'acqua è dannosa. Sì, però disastro amministrativo, Mito. Sì, questa è bancarotta fraudolenta secondo me. Vai. Ah no, quello è economico, non c'entra niente. Vabbè, lascia stare, non ho detto niente. Io sto lottando per vincere. Sono sempre qui in prima posizione. Bravo, qua Mito mi massacra di punti. Devo metterne un po' da parte perché dopo poi non sono tanto capace nelle altre piste. Lunghissimo. Cazzo, mi hanno recuperato. No, ok, ho mantenuto la posizione, perfetto. La moto vi ricordo sempre che è uguale, quindi sia io che lui abbiamo Jonas come pilota con la moto di Jonas, quindi per evitare poi di dire la moto va di più, la moto va di meno, quindi ad armi pari. Io però ho dalla mia che ho più esperienza, ci ho giocato di più, Il Cumenda gioca sempre coi pesci, a parte il fatto che giocare sempre coi pesci diventi cieco, te lo dico già adesso. Non giocate troppo col pesce. Ogni tanto va bene, però non troppo. Mamma mia, niente, neanche ragazzi, super niente. salto. Neanche l'ultimo sono riuscito a prendere. Sì che insomma errori grossi non ne ho fatti, però si vede che niente, sbaglio le traiettorie, non lo so. Gara strana negativa. Può darsi. Grande gioia invece per me che sono anche posso morto. mantenere la prima posizione. Finisce primo. Porca miseria. Porca miseria, sono primo. Ci voleva ho fatto all shot e ho fatto anche la prima posizione, quindi ho fatto tutto perfetto. Io ho perso l'occasione nella gara prima. Là ho perso tutto. Sì, avevi un'occasione tantissimo, era succulenta quell'occasione lì per recuperare un sacco di punti. Allora, mi devi dire i punti 25, per il primo 25, sì, quindi e per te? E per me io se lo dai niente, 9 punti. Ok, 9. Quindi io vado 48, 53, 73 punti e tu fai... Cavolo, la matematica quanto è difficile. Tu fai 43 punti. Mamma mia. 43 punti, sì. 34 più 9 fa 43. Potrebbe anche cambiare questo risultato. 30 punti 34... di distacco, ragazzi. 30 punti. È tantissimo. È difficile. Sì, sarà durissima recuperare. Io faccio il possibile, raga, come sapete ho fatto solo 3 video su questo gioco, quindi sono fuori forma. Il bello è questo. Il bello è questo, che devi lottare per vincere. Però nulla è impossibile, raga. Il Cume ce la può fare con il cuore
e con qualche altra stratagemma che adesso mi inventerò. Allora, io intanto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, sempre su MX GP2. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!